Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Siamo in collegamento con Alberto Marchesani, ideatore dell'Epica dell'Acqua. Di che cosa si tratta? Di una camminata di 100 chilometri, ma per saperne di più ne parliamo con il suo stesso ideatore, nonché ultra runner. Innanzitutto, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno, grazie per avermi invitato. Allora, per prima cosa, com'è nata l'idea dell'Epica dell'Acqua e perché si chiama così questa manifestazione, questa camminata, ecco? L'Epica dell'Acqua è nata anzi sì, la primavera scorsa. Io sono tornato dalla Marathon des Sables, che è una corsa a tappe che si svolge nel Sahara marocchino. E tornato da quel momento lì, mi sarebbe piaciuto proporre una gara a tappe, magari molto meno faticosa, molto meno esotica, però anche a un pubblico non necessariamente preparato a fare una maratona al giorno per 7 giorni. E quindi ho pensato a qualcosa, a un esotico vicino. E la mia terra di origine è il Delta del Po, e ho pensato che quello potesse essere il luogo giusto per poterla organizzare. Abbiamo fatto l'anno scorso, nel mese di ottobre, una edizione zero di questa corsa con un gruppo di amici. L'abbiamo testata, abbiamo provato il terreno, abbiamo provato gli ostelli dove poter dormire e abbiamo visto che la cosa poteva funzionare. E quest'anno la proponiamo a un numero ridotto di pubblico, ma a un certo numero di corridori. E saranno massimo 50 partecipanti. Come mai questa scelta precisa? Per due motivi. Il primo è logistico, nel senso che nel Delta del Po noi vorremmo che tutti i nostri corridori vivessero l'esperienza tutti assieme, e non avevamo, soprattutto nella seconda tappa, nella seconda notte, quella che si svolge a Boccasette, non abbiamo un luogo che può ospitare un numero, tutti assieme un numero grande di corridori. E la seconda cosa era che noi, il secondo motivo è che noi vorremmo fare questa corsa in maniera sostenibile. Non potevamo permettere che avessimo dei corridori che arrivano dopo una corsa, vengono presi da un autobus, portati a 20 km da lì a dormire, non avrebbe avuto molto senso. Quindi abbiamo cercato, nel limite del possibile, di avere tutti vicini, tutti assieme e con un numero minore di spostamenti possibili. Il tutto all'insegna appunto della sostenibilità. Sì, è evidente a tutti anche il nome Epica dell'Acqua, che il vero tesoro di questi ultimi anni si sta rivelando appunto l'acqua. E il Delta del Po come posso dire, è il segnale evidente del disagio che sta provando l'acqua nel nostro pianeta. Consideri per esempio che a Porto Tolle, che è il primo comune che noi attraversiamo durante la corsa, è tra due rami del Delta del Po, ma l'acqua che esce dai rubinetti viene da una fonte che è in provincia di Vicenza e viene portata lì da acque venete, perché appunto il cuneo salino, cioè l'acqua salata, l'acqua dolce non esce più dal Po, ma l'acqua salata entra dentro il Po, e quindi è evidente che c'è un problema. E noi ovviamente non abbiamo nessuna ambizione di risolvere il problema, ma ne stiamo facendo i conti, e quindi abbiamo organizzato questa corsa qua e attraversiamo questi posti in punta dei piedi. Attraversiamo valli, attraversiamo spiagge, attraversiamo pinete in punta dei piedi, e facciamo vedere questo luogo che è bellissimo, ma molto molto delicato. Indubbiamente. Lei, dicevamo, è un appassionato ultra runner. Ci può elencare le maratone o le principali, diciamo, i principali eventi a cui ha partecipato personalmente? Sì, io amo non solo le ultramaratone, che sono come il passatore, quelle che qui in Romagna si usa fare da tradizione, queste ho partecipato. A me piacciono specialmente le gare a tappe. Oltre a quelle ho partecipato alla Siberian Ice Half Marathon, che è una corsa che si svolge in Siberia, a Omsk, nel giorno del Natale ortodosso, quindi 6 di gennaio. E quindi si può immaginare in Siberia il 6 di gennaio la temperatura che può esserci. Ho partecipato alla Oman Desert Marathon, è una corsa a tappe nel deserto omanita. Ho partecipato alla Fire and Ice Ultra, una corsa che si svolge a fine agosto nell'entroterra islandese
e porta i corridori dopo 7 giorni di corsa e tappe tra i 40 e i 100 chilometri ad arrivare ad Akureyri, che è nel circolo polare artico, la costa nord dell'Islanda. E l'anno scorso ho partecipato alla Marathon des Sables, che è la famosissima corsa marocchina che porta 1200 corridori ogni anno in autosufficienza, quindi come tutte le altre corse che ho citato, quindi con tutto ciò che serve nello zaino, che all'inizio delle tappe pesa anche 9-10 kg, a percorrere 250 km in più giorni, e in questo caso nell'entroterra del deserto marocchino. E per quanto riguarda invece il territorio veneto, visto che la Epica dell'Acqua si svolgerà appunto in Veneto, lei ha partecipato a qualche competizione o comunque manifestazione? No, in Veneto no, perché vivendo io in Romagna sono più avvezzo alle corse qui locali. Conosco le corse qui che tradizionalmente i podisti romagnoli corrono, ma in Veneto molto poco. E l'Epica dell'Acqua è aperta solo a partecipanti veneti oppure anche ad altre regioni e perché no, altri stati? No, in realtà noi ci aspettiamo che interessi questo tipo di corsa, questo tipo di esperienza più che altro a dei corridori che non sono del luogo, perché ci immaginiamo che chi è del luogo per un verso o per l'altro possa comunque avere già o voler o avere già corso oppure poter correre in quei territori lì. Invece abbiamo riscontrato molto interesse da corridori da altre parti d'Italia e in alcuni casi anche l'interesse da corridori o in certi casi italiani che vivono all'estero, in certi altri casi persone che vivono all'estero, stranieri, perché vedono il Delta del Po come un luogo esotico, un luogo misterioso, un luogo poco noto, una Camargue ancora inesplorata e poco di moda. E questo abbiamo capito che è molto seduttivo per un corridore. Ecco, ci sono territori come il veneziano, come il trevigiano, che sono noti dove per organizzare delle marce, delle maratone molto importanti. Ci sono, le chiedo, partecipanti da parte delle province di Treviso, della città metropolitana di Venezia? No, al momento dal Veneto gli unici partecipanti sono un paio di persone che provengono dal Veronese. Tutti gli altri sono di altre regioni. Prevalentemente abbiamo lombardi e romagnoli e poi variamente distribuiti tra il Piemonte, il Lazio e altre regioni italiane. Sarebbe bello comunque estendere ancora a più persone questa partecipazione, lei che dice? Come numero intende? Come numero, ma anche come varietà, ecco, di territori coinvolti. Sì, sì, è vero. Situazione complessa perché io non sono un organizzatore di corse, o meglio, non lo ero. Io di mestiere faccio il giornalista e mi occupo di pubbliche relazioni e di marketing. E sono un corridore amatoriale, quindi finora non è stato il mio mestiere quello di organizzare le corse. L'ho organizzata nel Delta del Po perché è un luogo che conosco, a cui sono affezionato e che da lì deriva la mia famiglia. Quindi non mi permetterei, ecco, di organizzare corse in luoghi che non conosco bene. So però per certo che un'esperienza come una corsa, quindi attraversare un luogo lentamente, una corsa, una camminata, che poi dopo ognuno la gestisce come meglio crede, fa conoscere il luogo, le persone, le ricchezze di quel territorio in maniera speciale ed è sicuramente un buon volano per far conoscere dei territori che magari ai più non sono noti. Chiarissimo. E dunque per averci parlato dell'epica dell'acqua, dei suoi obiettivi, dei suoi scopi e delle ambizioni anche, ringraziamo di cuore il suo ideatore Alberto Marchesani per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.